Bentornati sul mio canale, eccoci qua di nuovo, è passato un po' di tempo ma sono sempre con voi. Oggi con pecorella pasquale alla siciliana, nella tua versione possiamo definirla più semplificata, quindi poco barocco, quindi non vi spaventate, da vicino, eccola, l'avete vista dall'intro. Ovviamente tutto quello che ho utilizzato l'ho inserito all'interno dell'info box, quindi non esitate a dare un occhio, iscrivetevi al canale, lo dico sempre, e che dire, guardatevi questo video e a presto. Ciao da Giuseppe! Quindi adesso iniziamo subito ad elencare gli ingredienti che ci serviranno per la pecorella, quindi farina di mandorle siciliane, le info le trovate nell'info box, zucchero a velo, miele di acacia, ho voluto ovviamente favorirvi, è consigliato sciroppo di glucosio, però il miele comunque è più reperibile, e poi acqua naturale in cui ho inserito dell'aroma di mandorle naturale ovviamente in gocce, circa da 3 a 5. E poi una panoramica, adesso subito ve la faccio sullo stampo che ho utilizzato, uno stampo in gesso che ovviamente le tue informazioni le trovate insieme alle mandorle nell'info box. A prestissimo! Quindi iniziamo subito. Il consiglio che vi do è di mettere la farina di mandorle in freezer per una mezz'oretta, perché eviteremo che con ovviamente lo sforzo meccanico dell'impastamento che possa ovviamente fuoriuscire l'olio essenziale, quindi tecnicamente la pasta di mandorle inizierà a sudare. Quindi farina, zucchero, va benissimo con uno zucchero vero normale, potrebbe anche essere leggermente vanigliato. Mettiamo l'acqua dove c'è ovviamente presente l'aroma di mandorle e poi come ultimo il miele e iniziamo a impastare. Quindi impastate per qualche minuto, poi vi aiutate con le mani sul tavolo stesso. Mani in pasta e iniziamo a raggruppare tutta la pasta di mandorle. Potete anche usare una planetaria con il gancio quello a scudo, quello che si usa per la pasta frolla. Andate tecnicamente a compattarla così, vedete che già si inizia a formare, fino a quando formerete una palla più o meno e ci spostiamo sul tavolo. Questo è lo stampo di cui vi ho parlato, quindi uno stampo in gesso, bivalva, quindi abbiamo una metà della nostra pecorella da un lato e l'altra metà su questo lato. Su il fondo è indicato, ci sono dei numeri, questo è il peso, 200 grammi, quindi adesso cosa faremo? Andremo a realizzare appunto un panetto di pasta di mandorle da cui ricaveremo 200 grammi e poi faccio vedere come inserirlo all'interno. Quindi si richiude, vedete? Ok. Ed ecco qua il nostro panetto di pasta di mandorle appena fatto. Quindi, come prima cosa dovete fare? Prendere il panetto di mandorle, ricavare 200 grammi, quindi io ne ho tolto un pezzetto, il totale della ricetta è circa 250 grammi, quindi
andate a fare questo movimento. Sposto un attimo questo. Cosa dovete fare? Dovete allungare il panetto di mandorla, farlo diciamo lungo quanto il corpo e poi fargli fare una torsione verso di me in questo caso, quindi una forma di AL. Quindi fate così, faccio vedere, restringete questa parte, che è la parte poi che sarà quella del collo. Ecco così. Vedete, da quasi ci siamo. Questo è incavato, faccio vedere questa parte del muso. Quindi vuol dire che questa parte la dovrete fare una torsione in questo modo. Dovete lavorare comunque fino a quando tutte le crepe saranno lisce. Il resto io lo liscerò un attimino. Eccomi, questa è la forma, più o meno, quindi ho allungato questa parte, vedete, che sarà la parte del muso. Cercate quantomeno di lisciarla per evitare che si possano formare delle crepe, soprattutto dopo. Andiamo a metterla dentro, però prima di metterla dentro mettiamo un po' di zucchero a velo per evitare che si attacchi sia in questa parte che nell'altra. Eccoci qua, siamo pronti, quindi posizioniamo. Ok, ci siamo e poi andiamo a mettere lo stampo al contrario e facciamo una pressione, ci diamo una pressione, vedete com'è. Qua dovete pressare bene, faccio vedere, che è la parte della base, spingere con le mani perché abbiamo le zampe, quelle anteriori, e la coda che è qua. Pressate bene. Eccoci qua al momento attesissimo. Quindi quello che potete notare è che attorno alla parte del collo c'è della pasta di mandorle che noi andiamo a togliere usando un coltellino, una palettina come in questo caso, per togliere tutto l'eccesso prima di rimuovere lo stampo. Eliminiamo l'eccesso di zucchero a velo sul corpo e dopo procediamo con il decoro finale. Eccoci qua con la decorazione, quindi prima di procedere vi faccio una piccola premessa. Ho preparato due coloranti differenti, in uno ho messo cacao amaro e acqua, quindi non ho usato un colorante alimentare marrone. L'altro ho usato colorante in gel rosso diluito con zucchero a velo e acqua, quindi per creare una sorta di pastella. Ecco, come iniziamo? Iniziamo dagli occhi e ovviamente dall'interno delle orecchie. Questa parte sarà fatta di rosa, il contorno qui lo faremo marrone, gli occhi li faremo, la pupilla ovviamente marrone e il sopracciglio ovviamente pure marrone. Quindi procederò con gli occhi, uso uno stecchino, ma devo usare anche uno stuzzicadenti perché dobbiamo essere più precisi possibili.
Questo è il primo. Vado sulla pupilla. Andiamo qui. Ecco qui, guardate. Adesso andiamo su, cambiamo, quindi sostituiamo lo stecchino con un pennellino e andiamo sulla parte interna delle orecchie. Ci avviciniamo. Ok, perfetto. Adesso andiamo sulla parte esterna delle orecchie. Ora ci concentriamo sul muso. Eccoci di nuovo insieme, quindi ho continuato il contorno delle orecchie, sia la parte superiore che la parte inferiore, poi sul muso andiamo a, diciamo, marcare come se fosse la parte della bocca, quindi la parte sotto. Ok, così. Adesso come andiamo a procedere? I zoccoli, quindi questi due marroni, poi il corpo lo sporchiamo un po' con zucchero a velo col cacao e dopodiché completiamo l'opera. Quindi pennellino di nuovo e andiamo a fare i zoccoli che sono qui marcati qua, proprio lo stampo è fatto in maniera tale di selezionarli già. Uno è questo, l'altro è qui. Ok? Li facciamo un po' più marcati, un po' più scuri. Eccoli qui. Ho rifinito la parte delle zampe con un po' di colore sempre marrone qui, un po' più scarico ovviamente, anche dall'altro lato, quindi su questa parte come vedete, e poi la parte del collo con un po' di rosa. Adesso, come vi dicevo, ultimiamo il tutto con pennellino con cacao e zucchero a velo. Quindi iniziamo dalla parte della testa, molto, dovete essere delicati.
e poi la parte del pelo. Piano piano. Ok, così direi che siamo in linea. Il momento dei saluti è arrivato, mi raccomando, buona Pasqua da me e dalla pecorella. Ciao!